Allora, direi che siamo in live, come di consueto vediamo se StreamYard ci dà qualche segno di vita, direi proprio di sì, e di conseguenza bentornati su Parresia. Siamo arrivati finalmente alla conclusione di questo lungo tour de force che è stata la guerra dei 30 anni e oggi quindi affrontiamo l'ultimo capitolo che va oltre in realtà al 1648 e quindi parliamo di tutto un enorme periodo in realtà che consta almeno di 11 anni, forse anche Sono poco di 11 più. anni. Sì, allora, in termini numerici sono 11 anni. Buonasera a tutti, naturalmente. Ciao Bruno, Sono grazie entrato per così essere qua. tutto con troppa disinvoltura. No, Spero, anzi, figurati, no, spero perché che insomma come tutto vada dicevamo bene. poc'anzi, la storia ci appassiona veramente tanto e quindi di conseguenza ci sta a essere così con questa veemenza all'interno di questi contesti e specialmente di queste argomentazioni e di questi argomenti. Quindi parliamo Difatti, di ne abbiamo tanti di argomenti, ne parlavamo prima mentre facevamo salotto, aspettando il collegamento, ma sono davvero 11 anni in cui accadono un sacco di cose e io proverò insieme a te a distillare quelli che sono gli aspetti più significativi di questa matassa di eventi, anche per arrivare a una comprensione di questa fase storica che è fondamentale per la storia contemporanea, la storia moderna e le conseguenze che ha a lungo termine. Allora, Certo, allora prima di partire fondamentalmente, intanto definiamo di cosa andremo a parlare. C'è questo noi grande parliamo, periodo che prego, intercorre tra parliamo da il 1600 post-Westfalia, esattamente. la fine, diciamo, del congresso, le ultime fasi, la decisione finale sul congresso di Westfalia, la questione come si viene gestita a livello internazionale e arriveremo poi alla pace del 1659, quella che viene chiamata come la pace dei Pirenei, il Trattato dei Pirenei, che chiude anche l'ultima fase, quella della guerra franco-spagnola, che era già iniziata nel 1635. Qualcuno la considera una guerra nella guerra, ma tutto sommato alla fine il capitolo è il medesimo, anche da un punto di vista proprio del tono degli eventi Mm. che andiamo a affrontare. Prima di passare ovviamente a di fatto proprio questo argomento, do una piccola nota, diciamo, tecnica che riguarda specialmente voi che ci state seguendo. Ultimamente, diciamo, l'algoritmo di YouTube è leggermente cambiato, non solo da un punto di vista di visualizzazioni e di anche diffusione di questi contenuti. Quindi vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, commentare sia qui in live che dopo, di ovviamente mettere like e di condividere assiduamente e specialmente adesso, specialmente per i live stream, abbiamo diciamo della sorte di punti che vengono dati a chi commenta sempre di più in diretta, quindi poi ci sarà una sorta di classifica molto interessante dei fan di fatto, quindi insomma se siete interessati a questa cosa, ecco, Non commentate. svelare i premi che ci saranno, non li devi svelare, se Anche no. perché diciamo che fino adesso penso che ci sarà la gloria, poi nel caso in un domani vedrò anche di inventarne di premi. Quindi mi raccomando, insomma, cercate di commentare, specialmente mettere il like, è gratis, serve per questo di fatto grande passione, grande lavoro e anche credo un minimo di servizio pubblico, quindi mi raccomando, per voi è poco, per noi è tantissimo. Detto questo, a questo punto Bene, iniziamo ad andare direttamente apri pure sulle la tue slide. slide, Io ti faccio prima una Sì. domanda, Bruno. È interessante notare che la pace di Vestfalia e in generale anche successivamente la pace di Pirenei, ma parliamo principalmente di Vestfalia, di fatto conclude non una, ma ben due, tre guerre, forse anche guerre nelle guerre, come hai detto tu stesso, principalmente non solo la guerra dei 30 anni, ma anche la guerra degli 80 anni, che già dagli anni 60 del 500 si era combattuta in quel delle Fiandre. E, L'indipendenza delle Province Unite dei Paesi Bassi, che che vengono non è poco. accertate qui, che vengono accertate qua. Esatto, E quindi, vengono insomma, accettate definitivamente dalla Spagna. La Spagna rinuncia ad ogni rivendicazione territoriale, giuridica, dinastica, di qualunque tipo, e la Repubblica è riconosciuta inter pares agli altri stati.
È Allora, un episodio, è un evento di portata mondiale, perché tutti quelli che hanno fatto il liceo lo sono sempre sentito ripetere che dal punto di vista giuridico la pace di Westfalia assume un valore paradigmatico, perché segna in Europa il punto di inizio che regola il rapporto fra gli stati. È il diritto, è un diritto caratterizzato dal reciproco riconoscimento degli stati come autorità sovrane, autorità non solo sovrane ma anche indipendenti, senza ingerenze o vincoli di religione e forma di governo. Quindi le repubbliche sono equiparate alle monarchie senza eccezioni. Anche se è una formulazione semplicistica, la pace introduce il principio dell'equilibrio di potenza, e che quelli che studiano il diritto internazionale sanno che prende proprio il nome di sistema westfaliano. Quindi la pace religiosa è garantita, ma questo naturalmente non significa che termini la persecuzione per motivi religiosi. Ne sapranno qualcosa di lì a poco i valdesi in Piemonte, e poi anche i calvinisti in Ungheria, gli ugonotti in Francia dopo il 1686, senza dimenticare l'odio feroce che continuerà fra musulmani e cristiani nei Balcani, e più da parte di quest'ultimi, cioè dei cristiani mi verrebbe da dire, durante le guerre contro l'impero ottomano. È comunque certo che la guerra segna profondamente le coscienze dei contemporanei, la letteratura di quegli anni che testimonia primo fra tutti il Simplicissimus di Grimmelhausen, come per le classi più istruite gli orrori causati dal conflitto in Germania provocarono una vera e propria, si può dire, mutazione antropologica, paragonabile a quella che è avvenuta nella seconda guerra mondiale, sempre in Germania. In maniera un po' sinistra, Hobsbawm disse che per la prima volta nella storia moderna la Germania viene considerata un pericolo per la coesistenza pacifica dell'Europa. sì, forse dovremmo anche aggiungere un'altra cosa, Bruno. Ovviamente, diciamo che questi stati hanno poi anche garantito di fatto, oltre che questa politica di equilibrio, e questo sistema anzi di equilibrio, anche il fatto di poter fare guerra e fare paci tra di Ci loro. arriviamo, ci L'importante arriviamo, ci importante è arriviamo. che appunto non stia all'interno dell'impero. Questo è fondamentale proprio nei rapporti che regolano le relazioni all'interno della Germania. E riallacciandomi a quanto avevo detto prima, ci arriveremo, non aver paura, mi sono fatto una scaletta a temi e ci arriviamo. No, anzi, Riallacciandomi, scusami se ho anticipato, però tu fai bene a insomma. interrompermi, anche perché a me piace la live colloquiale. Per riallacciarmi a quello che dicevo prima, un'affermazione che a scuola c'è sempre stata ripetuta è che la Westfalia è quindi la matrice dei moderni stati europei. Con essa nasce l'Europa come la conosciamo oggi, cioè quella composta dagli stati che tutti vediamo sulla cartina, la Francia, l'Olanda, la Spagna, benché nel suo declino, e anche la Germania, dopo il 1648, assume una conformazione completamente nuova, soprattutto per quello che può essere l'ambito geopolitico. Quando hai parlato l'altra volta con Mardegan, avete giustamente introdotto che i preliminari per arrivare a una pace iniziano già, grosso modo prendono forma nel 1638, quando viene riconvocato dopo 27 anni il Reichstag, cioè la dieta dell'impero da Ferdinando III, e cercando di rivitalizzare l'accordo di Praga del 1635. Del 1635, che era stato fra l'altro indetto dal padre, il più irascibile Ferdinando II. Ferdinando III invece si dimostra più flessibile, un passo alla volta si arriva alla direzione di trovare, di intavolare una trattativa per una composizione della guerra, perché in effetti era chiaro a tutti che stava costando un patrimonio, ma nel vero senso della parola, e che non si arrivava
ha una possibilità di prevalere, perché eserciti troppo grandi dissanguavano gli stati e eserciti troppo piccoli non erano in grado di conseguire risultati strategici decisivi. Viceversa, eserciti troppo grandi avrebbero portato la vittoria, ma avrebbero rovinato, avrebbero depredato le risorse dei paesi ospitanti. E la convocazione della dieta comunque allarma francesi e svedesi, che cominciano nel 1641 a fidarsi sempre meno dei loro alleati tedeschi, tant'è che nell'estate proprio del 1641 viene rinnovata l'alleanza franco-svedese, un'alleanza che segnerà davvero il tono della diplomazia dell'Europa per tutti gli anni a venire. Con Mardegan avete accennato alle due sezioni nella quale la pace di Westfalia si divideva, e come vediamo nella successiva slide ci sono, eccola qui, sono le due instrumentum pacis, quella monasteriensis e quella osnabrugensis. E la monasteriensis sta per la città di Münster, che è anch'essa in Westfalia, e l'altra nella vicina Osnabrück. La pace di Münster aveva, saluto Marco, la pace di Münster avrebbe regolato i rapporti fra Spagna e Olanda, quindi quelli non specificatamente tedeschi dell'impero, mentre Osnabrück avrebbe affrontato solo le questioni relative alla Germania. Per questo si parla di queste due sezioni, proprio perché l'argomento e la materia era di difficile composizione per quanto riguardava un solo tavolo. Nella prima slide c'era il famoso dipinto di Gerhard ter Borch che ritraeva tutti i partecipanti della conferenza. Non importa che la rivediamo, non vi dico quelli sono uno per uno. Io ne ho estrapolati 4 di personaggi, perché non perché sono i più significativi, ma anche perché mi stavano più simpatici, e in particolare Axel Oxenstierna, che è stato forse il più grande statista della storia di Svezia, che dopo la morte di Gustavo Adolfo è stato l'artefice dell'ascesa e del consolidamento della Svezia al rango di potenza continentale, ed era un risultato non scontato dopo la morte di Gustavo Adolfo. Lui è poi il figlio dell'Axel Oxenstierna, cancelliere appunto di Svezia, con insomma rapporti un po' così anche con la figlia di Gustavo Adolfo, di cui abbiamo già parlato Cristina. In parte, esatto, nella live precedente. Recuperatevela nel caso. Ma il 600 è un grande teatro, quindi non ci facciamo mancare niente. Abbiamo poi estrapolato anche 2 italiani, perché si pensa sempre che l'Italia non contasse niente nel XVII secolo, fosse un paese uscito dalla storia, ma fra i mediatori troviamo Alvise Contarini, un veneziano, quindi Venezia ha un ruolo di rilevanza internazionale e diplomatico di primo grado, e anche un senese, Fabio Chigi, che poi diventerà Papa come Alessandro VII, e che è stato un altro personaggio che ha giocato su un tavolo difficilissimo, perché nessuno voleva interagire, cioè quasi tutti i paesi protestanti non volevano avere una mediazione di un rappresentante della Santa Sede, o quantomeno mettevano in dubbio la parzialità. Fabio Chigi dimostra di essere uno statista di rilievo, un diplomatico finissimo, una mente acuta, come spesso gli italiani istruiti di quel secolo dimostravano. E una lancia a favore la spezziamo anche a un personaggio che giustamente Luca mi ha ricordato,
Maximilian von Trautzmandorf, cancelliere dell'imperatore Ferdinando III, che è stato l'uomo che ha salvato l'onore di Casa d'Austria, ha salvato veramente le sorti dell'impero. Lui è stato un diplomatico fin da giovanissimo, è membro del consiglio segreto del padre di Ferdinando II, diventa poi cancelliere sotto Ferdinando III. La sua opera, il suo corpus diplomatico ha preso il nome di Trautzmandorfianum, cioè è stato coniato un neologismo proprio in suo onore. E quindi insomma, onore senz'altro a questo personaggio, che fra l'altro probabilmente anche per lo stress accumulato durante la trattativa non vivrà molto a lungo dopo la conclusione della pace. Episodio punto fondamentale per indicare quelli che sono i punti di svolta, l'abbiamo accennato prima, cioè sicuramente finisce la guerra degli 80 anni e le Province Unite dei Paesi Bassi potevano dichiararsi soddisfatte del risultato che avevano finalmente ottenuto. La Repubblica otteneva il riconoscimento di dipendenza dalla Spagna, era il culmine, si può dire, il culmine dell'età dell'oro per la Repubblica. Gli olandesi possedevano la flotta commerciale più grande del mondo in quegli anni, le compagnie, quella delle Indie occidentali e quella delle Indie orientali, importavano sui mercati europei le merci provenienti da ogni angolo del mondo, e per ricavare un'idea del valore economico di questo commercio basta sapere che un solo viaggio della flotta della Compagnia delle Indie occidentali portava ricavi pari all'intero bilancio di uno stato come la Danimarca-Norvegia, e ogni anno le due compagnie facevano ciascuna 2 viaggi. Nonostante questa immensa fortuna economica, anche l'Olanda aderisce alla pace, conscia che proseguire la guerra magari l'avrebbe portato più vantaggio, ma avrebbe dissanguato le casse, perché mantenere un esercito al di sopra di 50.000 uomini diventava un onere ormai non più sostenibile. La guerra dei 30 anni in pratica termina per lo sfinimento degli avversari, di tutti i belligeranti. E questo è il punto di discriminante più importante. Un po' come tutto sommato la prima guerra mondiale finisce per la consunzione degli imperi centrali, ecco, la guerra dei 30 anni finisce per la consunzione di tutti i belligeranti. Ecco, abbiamo evocato l'impero, questa è una cartina che io ho provato per un libro che ho dato alle stampe ormai un anno fa. Pensavo di chiarire le idee, invece mi sono accorto che con questa piantina le idee si complicano, le idee si fanno più confuse, non si riesce a chiarire, ma era per dare un'idea di cosa accade dopo Westfalia a livello di compagini territoriali. La Germania viene a stabilire che tutti gli stati sono entità autonome, quindi anche gli stati della Germania che componevano l'impero sono ognuno autonomo rispetto al suo vicino, rispetto all'imperatore. La pace, va detto che sancisce anche la possibilità di stringere alleanze fra di loro, purché queste non siano lesive verso l'imperatore. Però bisogna ricordare che gli articoli vanno interpretati, e questo sarà una cosa che poi col tempo vedrete che non sarà così automatica e che costerà un bel po' di problemi per la coesistenza europea, la coesistenza soprattutto della Germania. È inutile che vi dica quali sono gli elettorati, perché già con no, invece
No, invece mi sa che forse volevo non toccare l'argomento per non rischiare un incidente internazionale. No, invece non c'è nessun incidente internazionale. No, allora, spieghiamo un attimo il contesto. Ci sono all'interno di internet, appunto, quando si tratta della pace di Westfalia, tutta la questione dei famosi 7 principi elettori o comunque principati elettivi, che dir si voglia. Esattamente, che praticamente pure Wikipedia, e questo lo devo dire, tende a aumentarli dal numero di 7 a 8. A questa cosa c'ero anche cascato io. Poi invece, indagando un pochino di più, si nota invece una piccola particolarità, che la Baviera, che era già stata in realtà elevata già dal 1628, comunque con la revoca del Palatinato, del Palatinato, esatto, dell'elettore, la Baviera gli subentra. Erano tutte e due Wittelsbach, quindi da un punto di vista dinastico non c'erano problemi, non c'erano grossi problemi, certo. L'unico problema però, passata questa guerra, al momento del trattato di Westfalia, abbiamo però tutta la questione di quanti effettivamente devono essere questi elettorati. Perché il principe del Palatinato viene riabilitato e reintegrato. Però c'è tipo in realtà ci sono delle divisioni territoriali poi tra il la Baviera si tiene l'Alto Palatinato, se lo tiene per sé, non viene restituito, cosa che sarà fonte di aspri dissapori fra i due rami dei Wittelsbach. Esattamente, e poi c'è la Boemia, questa vexata question della Boemia, cioè la Boemia rimane effettivamente un elettorato. Gli Asburgo provano in realtà a farla ritornare, diciamo, a mantenere la funzione di elettorale, certo, ma non ci riusciranno assolutamente, anche purtroppo per motivazioni intrinseche all'interno del Sacro Romano Impero e tra gli stessi principi elettori rimanenti, e quindi di conseguenza la Boemia ritornerà solamente al rango di elettore ai primi del Settecento comunque. Quindi c'è tutta questa questione, tutta questa vexata questa. Diciamo che io e Bruno avevamo un attimo discusso, ovviamente fuori live, ieri su questa cosa, e alla fine si è arrivati appunto a definire tutto questo. Perché giustamente Bruno mi faceva notare anche fuori live che non è possibile avere 8 principati elettivi, perché potreste avere una situazione di parità, e avendo quindi un numero pari è un problema nelle decisioni interne alla dieta imperiale, specialmente come i consigli d'amministrazione delle aziende funzionano bene se sono un numero dispari, spesso in numero inferiore a 3. Esattamente. Quindi di conseguenza, per forza di cosa, gli elettori dovevano essere 7. Quindi ecco, non 8, ma sempre 7 dovranno rimanere. Prego, Bruno. Abbiamo detto un gran bene, no? dei concetti principali del Congresso di Westfalia, e da un punto di vista dei rapporti di potere, il Congresso di Westfalia apre la strada all'assolutismo. Questo bisogna riconoscerlo. In effetti già in molti stati d'Europa i principi, più o meno con successo, avevano iniziato a imporre la propria supremazia sui poteri che nei singoli stati rappresentavano il contrappeso politico. In questo senso è determinante quello che sta avvenendo in Francia sotto Mazzarino prima, e poi si compirà con Luigi XIV subito dopo, ma che già in certi stati della Germania, come ad esempio nel Brandeburgo, il principe riuscirà a ridimensionare il contrappeso politico dei ceti, quelli che in Germania chiamavano gli Stände. Gli Stände sono i rappresentanti degli stati, cioè la rappresentanza delle classi sociali che negoziavano la politica, soprattutto quella fiscale, con il sovrano. Va specificato, e mi sembra importante per il tono della nostra live, che uno degli strumenti che i principi tedeschi affinano più di altri per affermare la loro politica sono proprio gli eserciti.
nonostante sia in gran parte un mito alimentato per giustificare un controllo e una sorveglianza più stretta della popolazione, i governanti riescono a convincere i loro sudditi a continuare a pagare le tasse per sostenere gli eserciti in tempo di pace, in modo di poterla mantenere. Questo è un ragionamento non da poco. Quindi gli eserciti permanenti sono presentati, questo soprattutto in Germania, come un deterrente contro i mali della guerra, e inoltre sono considerati necessari per promuovere la dignità dello Stato e quindi del principe e sostenerlo negli affari internazionali. La pace di Westfalia quindi fa mutare la natura degli eserciti, quindi nasce un nuovo esercito, nasce un nuovo tipo di soldato. Vediamo nella successiva slide, abbiamo estrapolato a sinistra un soldato post 1648, un bel sottufficiale o un ufficiale di non alto grado di qualche stato tedesco intorno al 1660, e dall'altra parte la soldatesca invece ubriacona e crapulona della guerra dei 30 anni. Leggiamo difatti quello che dice uno storico tedesco che si è occupato in maniera molto approfondita della mutazione antropologica del soldato in Germania, Bruno Kröner, che dice che gli effettivi del dopoguerra, quando diventano più numerosi negli anni 60, furono proprio presentati come soldati disciplinati. Infatti nei testi diventano Soldaten, e non come la soldataglia di 10 anni prima, che invece si trovano spesso denominati come o soldatesca o Knecht, oppure in altri modi spesso neanche molto educati. Insomma, questo doveva caratterizzare l'epoca antecedente al 1648. Proprio la letteratura è chiarissima in questo senso. Il modello di riferimento, questo va detto per inciso, è il modello svedese. Non sarà un modello organizzativo ricalcato al 100%, perché la Svezia si basa su una sorta di coscrizione obbligatoria, ma certi stati come già il Brandeburgo, ma poi anche Casa d'Austria e anche in misura minore alcuni stati della Germania come il Württemberg e la Baviera si ispireranno al principio della coscrizione della popolazione ai ruoli dell'esercito. E su questo ci sarebbe poi da dire che tutto sommato il modello svedese aveva un precursore certamente involontario nell'Italia, perché il ricorso alla coscrizione della milizia è a un piano intermedio fra una coscrizione obbligatoria nel senso moderno e a una milizia invece reclutata e mobilitata solo in caso di guerra, è un'invenzione italiana, con le ordinanze di Machiavelli, che sopravvivono per tutto il XVI secolo e arrivano nel XVII secolo in buona salute, perché la Toscana continua a basare, a fidarsi come corpo principale del proprio esercito sulla milizia delle bande. Venezia addirittura ne copia il nome, riprende il nome da Machiavelli e chiama la sua milizia le ordinanze, proprio il termine usato a Firenze. Comunque, il soldato, per quanto più disciplinato, ha lo stesso difetto, cioè che deve essere pagato, perché mangia 2 volte al giorno, se gli riesce anche beve una terza volta di più. Tant'è che il soldato, nonostante l'esercito fosse concepito come un deterrente, vediamo nella slide successiva che la pace di Westfalia non fa terminare le guerre. Ci sono fra il 1648 e il 1690 altri 45 fra crisi regionali e conflitti internazionali, di cui 2 guerre a livello continentale: la guerra franco-olandese del 1672-79 e la guerra della Lega d'Augusta del 1688-97.
6 di questi conflitti coinvolgono gli stati italiani: la guerra di Creta, le campagne contro i Valdesi, la guerra di Genova, la guerra della Sacra Lega contro gli Ottomani e la seconda campagna contro i Valdesi, e infine la guerra della Lega d'Augusta. La situazione quindi dinastico-territoriale europea continuava fra l'altro a rendere la Germania un territorio sensibile per diventare un campo di battaglia ideale. In maniera molto, secondo me, azzeccata, Peter Wilson dice che la presenza di questa moltitudine di stati immediati con centinaia di enclavi ed esclavi appariva come una specie di tortuga di terra, in cui le ambizioni e le strategie delle potenze anche extra impero potevano facilmente intromettersi. Nella successiva slide vediamo quelle che sono tutte le guerre. Se volete ingrandirlo, se volete la slide la manderò a parte. Sono comunque più di 30 che ho collocato sulla piantina, altre insomma erano inutili o ripetizioni perché avevano più o meno le stesse parti. Come vedete, la guerra è davvero un'applicazione normalissima per l'umanità, anche dopo una pace che aveva tutti i crismi delle buone intenzioni per arrivare a una composizione. L'impero rimane comunque neutrale, la Germania rimane neutrale durante la guerra che continua fra la Francia e la Spagna fino al 59 e anche negli anni successivi gli stati tedeschi rimangono neutrali durante la guerra di devoluzione che si svolgerà fra il 1667 e 68 fra la Francia e la Spagna, segno che l'ordine stabilito agli accordi in un certo senso funzionava. In questo senso il trattato del 48 fornisce sempre un sostegno giuridico e diplomatico per comporre le crisi e nel 1653 la Svezia è obbligata a restituire al Brandeburgo quella porzione della Pomerania che apparteneva all'elettore. Nello stesso anno il duca di Lorena insieme al principe di Condé invadono l'arcivescovato di Liegi e un'altra volta la dieta imperiale evita l'intervento militare del Brandeburgo e dei suoi alleati a sostegno dell'elettorato di Colonia. Un anno dopo, nel 1954, la Svezia deve rinunciare ai suoi piani di occupazione della città di Brema e nel 1966 fu siglata una vera e propria alleanza militare con tanto di mobilitazione di truppe per costringere ancora la Svezia a sospendere l'assedio della stessa città, cioè sempre di Brema. Quindi se la pace di Westfalia riesce a evitare le guerre all'interno della Germania, abbiamo visto che non fu possibile impedirla al di fuori di essa. La crescita della conflittualità in Europa derivava anche da una coincidenza di fattori internazionali e che erano connessi alla realtà politica e spesso traeva in Germania la sua origine. L'atteggiamento infatti di alcuni principi tedeschi era decisamente complesso perché in una miriade di combinazioni, ognuna delle quali dipendeva da una miscela di questioni legate alla sicurezza regionale o da interessi dinastici sempre in oscillazione, questi principi stipulavano alleanze che di volta in volta pensavano fossero in grado di garantire la loro sicurezza e promuovere i loro interessi dinastici o anche semplicemente assicurare loro un guadagno finanziario sotto forma di sussidi. Quindi è facile definire chiaramente alcuni orientamenti perché la maggior parte dei principi adottava le proprie politiche in maniera molto schematica, cambiando direzione solo in base agli eventi, ma perseguendo a volte contemporaneamente più obiettivi e trattative su più tavole, esponendosi quindi a seconda dei casi a posizioni che storicamente ci appaiono a volte contraddittorie.
Basta vedere fra tanti l'atteggiamento che avrà nel corso di tutta la seconda metà del Seicento la Baviera, che oscillerà continuamente fra una posizione filo-francese e una filo-imperiale, ma con lei anche il Brandeburgo, i principati elettorali religiosi, Mainz, Treviri e Colonia, più piccolo ma non meno diciamo interessante e strategico il Ducato di Württemberg e via di seguito. La pace di Westfalia abbiamo detto che segna la nascita degli stati europei come oggi li conosciamo, ma certamente questo non vale per l'Italia. C'è un aspetto che spesso è sottostimato quando si parla dell'impatto della guerra dei 30 anni in Italia, se la confrontiamo con la Germania, e si tratta quando mettiamo a paragone la consistenza degli eserciti che erano presenti nei due stati. Lo vedremo più avanti, sono dati sicuramente interessanti. Resta comunque un fatto storico ineluttabile che la pace di Westfalia, sancendo la crisi del potere spagnolo, restituisce al principale nemico della Spagna, cioè la Francia, la possibilità di entrare nella politica, nella diplomazia, nella geopolitica, quindi della penisola. C'è un terzo attore che spesso non viene ricordato, che sta conducendo, inizierà dopo Westfalia, inaugurerà una geopolitica italiana, pur trovandosi in una situazione decisamente meno favorevole di quella della Francia e anche della Spagna. È l'imperatore tedesco, sono gli Asburgo, perché gli Asburgo erano ancora sovrani del regno longobardo in qualità di re di Roma. L'Italia imperiale, infatti, comprendeva tutta la parte settentrionale della penisola italiana, fra le Alpi e fino allo Stato della Chiesa, ad eccezione della Repubblica di Venezia. Pertanto i ducati di Modena, Parma, Piacenza, Mirandola, Mantova, il Ducato di Milano e la Toscana, così anche come le repubbliche di Genova, di Lucca e il Principato di Piemonte, erano ufficialmente sotto il dominio dell'imperatore. Quindi Vienna poteva entrare in Italia e influenzare la politica anche attraverso i numerosi feudi imperiali che erano disseminati nell'Italia settentrionale. Molti di questi, li vediamo in questa piantina, sono le bandierine nere, quei simbolini neri, che sono a volte solo piccoli fazzoletti di terra, ma che ognuno è uno stato indipendente l'uno dall'altro, un'altra tortuga di terra si potrebbe dire, questa volta in casa nostra. Sono più di 95 gli stati italiani indipendenti dopo la pace di Westfalia. Sono reliquie dell'età degli Ottoni e degli Svevi, degli imperatori di quegli anni, anche se la loro posizione marginale riescono a mantenere la propria autonomia proprio in virtù del fatto che godono della protezione imperiale. Sono gli stati dell'Italia che fanno parte dell'impero, erano soggetti alla giurisdizione del Reichshofrat, cioè una corte suprema dell'impero che aveva sede a Vienna e che ospitava una sezione italiana proprio dedicata all'Italia. Quindi era una questione non di secondo piano. Naturalmente però i principi italiani non avevano né seggio né diritto di voto alla dieta imperiale, con un'eccezione che era quella del principe di Piemonte, cioè del duca di Savoia, che però dalla seconda metà del XVII secolo non esercitava più il diritto. Nella slide successiva vediamo qui la divisione della sezione italiana nelle due feuda, quella latina e quelli che erano gli stati maggiori, e nelle feuda minora, scusate, quelli che erano la maggior parte dei feudi costituiti dislocati sull'Appennino Ligure fino all'Appennino Tosco-Emiliano e in parte del Piemonte meridionale nella pianura padana. La maggior parte di questi feudi imperiali erano governati dai rami della famiglia Malaspina, ce n'erano più di 30,
alcuni curiosamente alternavano la loro signoria 6 mesi l'anno, cioè per 6 mesi regnavano in Malaspina del palazzo, non mi ricordo in quale marchesato, e nei 6 mesi successivi governavano in Malaspina della villa. Va bene. Si tratta comunque davvero di veri e propri fazzoletti di terra. Non mancano anche contrasti e piccole guerre all'interno di essi. Va detto una cosa, no, prego, interrompere, l'ultima cosa che dico la volevo No, finisci dire pure il discorso, perché c'era una domanda che riguarda poi la prossima slide, quindi finisci pure il discorso. No, si pensa che la Spagna sia stato il male dell'Italia, no? La Pax Hispanica ha rappresentato il male dello sviluppo del nostro paese, ne ha tarpato le ali, l'ha fatto uscire alla storia. Io invece mi sento di condividere il parere di Gregory Hanlon, che dice che invece la Spagna ha salvato l'indipendenza degli stati italiani, perché Richelieu e dopo di lui Mazzarino e poi ancora più di lui Luigi XIV non volevano interrompere il dominio spagnolo nell'Italia per liberare la penisola, ma per sostituirsi al dominio spagnolo. E certamente, se guardiamo gli esiti della politica francese, non avrebbero salvaguardato l'autonomia degli stati. Se l'Italia rimane un paese, per quanto diviso e multiforme, però la sua singolarità e la sua identità statuaria la dobbiamo alla Spagna, che non aveva nessun interesse ad aumentare la supremazia, anche perché, va detto onestamente, non ne aveva più i mezzi. Prego, dimmi. Allora, Sergio ci fa una domanda che riguarda di fatto la prossima slide. Infatti gli ho detto, guarda, attendi perché ne parliamo. Riguardo l'incidenza di costi degli eserciti sulle casse dello Stato, e quindi quali erano in percentuale, ma specialmente se i uomini impiegati degli eserciti rispetto al totale della popolazione, quanti effettivamente fossero. E quindi di conseguenza qua spero che, insomma, allora, qui caro Sergio, qualcosa si può iniziare a dire. Ora va esatto. detto al nostro ascoltatore, che non ricordo come si chiama. Si chiama Sergio. A Sergio, che naturalmente ogni Stato ha una percentuale diversa di incidenza rispetto alla popolazione. La Svezia ce l'ha altissimo. In certi punti durante la guerra dei 30 anni il 10% dei maschi adulti svedesi è sotto le armi. È veramente tanto per il XVII secolo. In Italia invece la percentuale è molto più bassa. Vediamo qui nella slide che Luciano Pezzolo, chiedo scusa, stima che su intorno ai 16-17 milioni di abitanti il numero complessivo dei maschi adulti arruolati nelle milizie fosse di fra 200 e 250 mila, quindi l'incidenza era veramente più bassa. E per quanto riguarda il costo, gli eserciti costavano veramente tanto, perché non come il lavoro stagionale, che nei giorni di festa non percepiva salario, i soldati percepivano salario anche il sabato e la domenica e nelle feste comandate, e soprattutto, e questo è un grande problema per tutte le amministrazioni, tutti gli stati moderni affrontano, erano un pozzo di frode. Era facilissimo frodare i pagamenti degli stipendi che gli stati pagavano ai reggimenti e ai colonnelli, perché bastava fingere durante le rassegne che ci fosse un certo numero di soldati invece di un altro, e poi con una mancia venivano allontanati e venivano spesso mescolati fra i ranghi per confondere le idee, e poi in realtà sulla carta risultava un numero, poi il numero effettivo era minore, perché veniva praticato il cosiddetto passavolante. Un altro aspetto che bisogna tener conto è che nella cultura del Settecento l'idea della coscrizione è un concetto veramente lontano. Per quanto i sudditi fossero tutti consci che dovevano
la loro vita delle sostanze, meglio le seconde che la prima, al sovrano, però l'idea di fare la guerra per il sovrano non era una cosa così automatica. Anche pagare per la guerra era una questione che non sempre veniva accettata di buon grado. La fronda in Francia esplode proprio perché Mazzarino cerca di imporre una tassa forzosa, una fiscalità straordinaria per finanziare la guerra contro la Spagna. Ma questi problemi li avremo dappertutto. La Spagna fa bancarotta per 2 volte fra il 1647 e il 1653 perché non riesce a restituire il debito accumulato ai suoi creditori, e non riesce a farlo perché le Cortes non accettano l'imposizione di una fiscalità straordinaria, sollevando anche lì la rivolta prima a Napoli nel 47 e poi in Catalogna. Certo. E anche quella nel Portogallo negli anni 40 che dà poi il via alla guerra della restaurazione portoghese, inizia fondamentalmente per l'insoddisfazione della fiscalità. Sì, pure anche sulla parte protestante, la Svezia per esempio ebbe forti difficoltà nel ripagare appunto il suo esercito, proprio per tutta la questione della coscrizione, per tutte le paghe arretrate, quindi era veramente difficile all'epoca. Poi la Svezia fa un'invenzione straordinaria che porta la guerra in casa d'altri e riesce a finanziarla grazie alla popolazione in cui si trova. Questo alla fine la guerra li renderà molto antipatici in Germania. Tenete conto che le ultime guarnigioni svedesi lasciano la Germania dopo la pace di Westfalia nel 1654. Fino a quel momento almeno 20.000 soldati svedesi sono pagati tutti gli anni. La smobilitazione, che andremo a affrontare dopo aver soltanto richiamato l'attenzione sul fatto che, se guardiamo i numeri dei soldati professionisti, alla fine della guerra dei 30 anni ci sono, secondo Peter Wilson, che è un autorevole ricercatore storico, 180.000 soldati professionisti. In Italia nello stesso periodo ce ne sono 150.000 fra miliziani, diciamo, in pianta stabile e soldati di professione. È una presenza minacciosa perché, come abbiamo accennato, i mercenari sono inclini a imporre con la violenza le loro richieste, specialmente nei territori dove capiscono che le risorse potevano essere facilmente sfruttate. Insomma, questa presenza è un incubo per le popolazioni e per tutte le autorità del luogo. Il processo di smobilitazione è un altro capitolo della pace di Westfalia, perché costringe la diplomazia a convocare un congresso speciale a Norimberga nel 1649 che prosegue i lavori fino al 1650 e stabilirà un calendario proprio per la smobilitazione e la raccolta di fondi per gestire tutta questa massa di manodopera a questo punto disoccupata. Tutto il processo comunque si svolge con una rapidità sorprendente per quegli anni, perché 2/3 di tutti questi mercenari erano già partiti, avevano già lasciato la Germania nell'autunno del 49, e la maggior parte se ne va o in Francia o in Spagna, dove i rispettivi paesi continuano a essere belligeranti, ma un numero significativo lascia la Germania per andare al servizio di Venezia, che dal 1645 è in guerra contro l'impero ottomano per l'isola di Creta. Restavano comunque da sistemare le truppe straniere di occupazione, come abbiamo detto, infatti gli svedesi che lasciano appunto la Germania per l'ultima volta nel 54. Altre guarnigioni, come quelle invece delle Province Unite dei Paesi Bassi, rimangono a presidiare i punti strategici più importanti, e questo è il caso di Maastricht, che apparteneva territorialmente all'elettorato di Colonia, ma la città è presidiata da una guarnigione olandese e che ci rimarrà
lì fino al 1673, quando la Francia la conquisterà, ma ci ritornerà nel 1679, quando Maastricht viene annessa come territori della comunità alla Repubblica olandese. E abbiamo visto, infatti prima abbiamo accennato che questa massa di soldati grava anche sull'Italia. L'Italia, fra l'altro, non viene ricordato, ma negli anni in cui si svolge la guerra dei 30 anni, il nostro paese è attraversato da un'altra guerra, che è quella di Castro. È un conflitto che si svolse addirittura in 2 fasi. Ora, la damnatio memorie sulla storia italiana è il 600, probabilmente ha nella guerra di Castro la sua vittima più illustre, perché sia la prima, che quella fra il 1641 e il 1644, che la seconda, cioè quella fra il 46 e il 49, non se ne parla quasi, e come tanta parte della storia del Settecento, vai a cercare neanche nei libri di testo dei nostri licei, quelli più aggiornati, se ne fa menzione. Però un conflitto che coinvolse la Repubblica di Venezia, Parma, Modena, la Toscana, tutte contro il Papa, quindi una guerra intestina che fu contraddistinta da un certo numero di scontri e di assedi che non furono, in quanto a cruenza, così tanto inferiori a quello che si registra nelle campagne italiane e la guerra dei 30 anni. In più fu combattuta anche per mare, perché nel 1643 ci fu la battaglia navale di Senigallia fra veneziani e la marina del Papa, ed è l'ultimo scontro avvenuto fra le marinerie italiane, se facciamo eccezione alla battaglia di Lissa del 1866, perché, come tutti sappiamo, la flotta austro-ungarica era formata prevalentemente da veneziani, triestini e dalmati, e quella del Regno d'Italia da napoletani. Cosa volevi dire? No, niente, semplicemente che forse converrà magari pensare a una live proprio sulla guerra di Castro, no? Allora, che non sarebbe male. Sento i polsi tremare, perché è un argomento sul quale è stato scritto pochissimo, Appunto. e tutti quelli che hanno scritto su questo, tutte le volte che si sentono chiamati in causa, per esperienza personale ho capito che non hanno molto piacere di essere chiamati in causa. Ora, avevo pensato anch'io un giorno di poter scrivere qualcosa, e visto l'environment così poco favorevole, così poco amichevole, l'ho dovuto ripensare. Comunque, facendo tutte i debiti, le debite premesse, la possiamo prendere in considerazione, volentieri. Ma sì, perché secondo me, se è parte integrante comunque di questo periodo, anche per completezza, mi sembra giusto comunque parlarne. La storia è storia, cioè c'è poco da star lì a discuterne, voglio dire, a riguardo, per quanto sia stata estremamente, diciamo, qua giustamente Marco Mogliari dice il problema del Seicento italiano e della Spagna è Manzoni e i suoi promessi sposi. Posso dire sì, assolutamente aggiungerei sì. anche Giovanni Gentile, che è uno che è stato un altro che ha veramente fatto tantissimo del male alla storia di questo paese, soprattutto quella del XVII secolo. E a proposito di Spagna, ma anche di Francia, negli Ecco, stessi anni allora, abbiamo la guerra non franco-spagnola. so, è già quasi un'ora che siamo qui a parlare, eravamo quasi soltanto ai preliminari. Ora, parlare per filo e per segno, raccontare per filo e per segno quello che succede durante gli anni, forse può risultare un po' pleonastico. Bisogna magari ricordare che, abbiamo già detto prima, si tratta di una guerra di posizione, fondamentalmente, una guerra di logoramento, perché tanto la Francia e la Spagna non riescono mai a mettere insieme le risorse sufficienti per debellare l'avversario. Tutte e due fanno spesso, sia Madrid e Parigi, calcoli sbagliati, pensando di poter approfittare della debolezza avversaria. La Francia prima, a partire dagli anni 40,
immagina di poter approfittare della debolezza spagnola per la rivolta del Portogallo e quindi poi quella successiva nel 48 della Catalogna, poi successivamente alle altre ribellioni che avvengono a livello locale, nella monarchia, ma ogni volta il problema che mantenere gli eserciti sul teatro di guerra in campagna è un problema di difficile soluzione, come si è detto prima. Eserciti troppo grandi dissanguano le finanze, il tesoro di uno Stato, e quelli troppo piccoli non riescono a imporre a un mutamento strategico, e si assiste a fasi alterne in cui per certi periodi della Francia che prevale e riesce a conquistare Dunkerque, era un obiettivo chiave, ma poi nel 52 la Spagna riesce a riconquistarla, perché nel frattempo la Francia è squassata, è scossa, usiamo questo termine più gentile, dalla fronda, e quindi la Spagna a sua volta calcola che stavolta si può riprendere quanto ha perso, cerca anche di riconquistarsi posizioni nei Pirenei, ma nel 53 ormai il fronte è di nuovo stabilizzato, c'è una nuova bancarotta e quindi nel 53 sono nuovamente esausti, e peggiorare la situazione strategica per Filippo IV nel 1653 c'è anche la fine della fronda, e Mazzarino ne approfitta per riprendere l'offensiva sia nei Paesi Bassi che nel Milanese. Nella piantina, o perlomeno nel lembo di piantina centrale che vediamo, è tracciato il cosiddetto Camino delle Fiandre. Geoffrey Parker ci ha dedicato un fantastico libro su questo cordone ombelicale attraverso il quale la Spagna alimentava la resistenza dei Paesi Bassi. Era un cammino che attraversava le Alpi, lambiva i cantoni svizzeri, attraversava la Franca Contea, quindi poi i territori amici degli stati della Germania, e finalmente arrivava nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi, perché le evitava la Spagna di passare per mare, perché fino al 1648 la flotta olandese ovviamente e quella francese non facevano sconti, ed era più semplice rischiare uomini e truppe attraverso il cammino che rischiarle via mare, perché l'epilogo dell'Invincibile Armada era un epilogo che a Madrid tutti si ricordavano molto bene. A destra, in quella pianta dei Paesi Bassi, vediamo quanto fosse fitto la rete di piazzeforti che esistevano su quel confine, un confine che per la Francia costituiva una minaccia, perché da Bruxelles a Parigi era una giornata di marcia o poco più, quindi per Parigi era fondamentale, per la Francia era fondamentale respingere il più possibile la Spagna ad est nelle Fiandre, e tutte le successive guerre saranno sempre avranno sempre come obiettivo quello di ritagliare un pezzettino delle Fiandre dalla Spagna, per costituirsi una terra di nessuno su cui resistere. Era fra l'altro un terreno difficilmente difendibile, perché era un terreno pianeggiante, e quindi durante la seconda metà del Settecento, ma già inizia dal secolo successivo, si intensificherà poi con Vauban, diventerà un territorio ricchissimo di fortezze, un vero e proprio pré-carré, verrà chiamato una linea Maginot ante litteram, che saggiamente non si fermava al confine con il Belgio, ma che proseguiva, perché in effetti quella del Belgio è sempre stata la strada per le invasioni della Francia. Tutte le invasioni della Francia sono avvenute attraverso il Belgio, e questo è un dato di fatto.
Non so cosa vogliamo aggiungere a livello strategico. Abbiamo evocato l'Italia, bravo, perfetto, bravissimo. È l'Italia, perché L'Italia. questa è la parte. Cioè, allora, sicuramente dal punto di vista strategico, Mazzarino capì intanto che anche l'Inghilterra fu un attore e un alleato che doveva assolutamente entrare, specialmente Certo, perché l'Olanda c'era. si ritira dal conflitto. Fra l'altro Esattamente. l'Olanda, i diplomatici olandesi, la prima cosa che fanno dopo la firma a Münster, fanno capire agli spagnoli che loro preferiscono un'alleanza con la Spagna piuttosto che mantenere un'alleanza perpetua con la Francia, perché non vogliono la Francia al confine. La Spagna diventa vitale per la sopravvivenza dei Paesi Bassi spagnoli, diventerà vitale per la sopravvivenza della Repubblica delle Province Unite. Tanto c'era di All'indomani mezzo cambia tutto. esatto, c'era di mezzo poi anche la questione Dunkerque-Giamaica, che Dunkerque Esatto. poi fu presa in realtà Ci dagli arriviamo, ci spagnoli. arriviamo. Comunque, vabbè. Ci E poi arriviamo. c'è tutta la questione, ovviamente. Io qua anticipo, scusa un attimo, No, Bruno, tu giusto fai perché benissimo a per anticipare. dare degli input. Tu Cioè, anticipa quanto vuoi, perché anzi tu giustamente mi hai aiuta assai. parlato, hai parlato della fronda, Ne giustamente, dovremo parlare anche di e ne quella dovremmo più riparlare avanti, tra poco, tra certamente. l'altro, Quindi ma abbiate ancora un po' di pazienza. Prego, prego. l'importanza della fronda, specialmente per gli spagnoli, è anche che gli spagnoli stessi sovvenzionavano la fronda proprio per avere una spina nel fianco Allora, in nei confronti di termini Mazzarino. economici non fu come dire, fondamentale, Mm. perché denaro non era a sufficienza. Sicuramente in termini diplomatici, in termini di rete di alleanze, in termini di facilitazioni a livello logistico, quello senz'altro, perché il principe Ma di Condé si farà un esatto, esercito volevo arrivare a personale. quello, Lo vedremo, lo vedremo. È interessante la vicenda dell'esercito personale di Condé. In questa piantina abbiamo però l'Italia e i due principali governatori dello Stato di Milano, o più che l'Italia abbiamo il milanesado, e i due governatori, quello che inizia e quello che è il governatore quando inizia la guerra contro la Francia, che è Diego Mexia Felipes de Guzman, e l'ultimo che è Alfonso Pérez, i Vivero, i Menchaca, eccetera, eccetera, conte di Fuensaldagna, che fu l'ultimo, quello che arriva alla face dei Pirenei. Per quanto abbiano questi nomi che evocano a tutti un po' di sorriso per la loro stravagante lunghezza, furono due eccellenti governatori che anche per loro la damnatio memoriae invece non rende piena giustizia, perché hanno difeso davvero con le unghie e coi denti la Lombardia spagnola. La Francia riesce ad avvalersi di alleati sul territorio, perché nel 29 si era trovata contro Genova, Modena e Savoia. Stavolta dopo il 39 c'è il ribaltamento delle alleanze. La Francia porta dalla sua parte Modena e la Savoia, restano invece alleate della Spagna Genova e Parma. C'è un po' di problemi a un certo punto fra il 39 e il 42, perché in Piemonte c'è la guerra civile fra i madamisti e i principisti. Comunque i madamisti sono appoggiati dai francesi, i principisti sono appoggiati dagli spagnoli. Comunque fatto è che nonostante questo ribaltamento delle alleanze, la Spagna alla fine riesce a mantenere saldo il possesso sul milanese, benché durante la guerra ci siano diverse invasioni che non culminano mai in grandi episodi campali, cioè nessuno, tanto per dare un'idea, sarà a livello della battaglia di Tornavento, che avviene nel Nel 38. 39. 39, esatto, dove c'è una battaglia combattuta da più di 15.000 uomini da una parte e dall'altra, ma ci saranno comunque
secondo lo stile della guerra continentale, degli assedi di notevole importanza, nella quale poi vedremo più avanti, nella prossima slide, gli spagnoli dimostrano di non essere poi così sprovveduti. Prego Luca. Perché tanto a Pavia come ad Alessandria, in questi due assedi che avvengono, il primo nel 55 e il secondo nel 57, metteranno all'opera quanto era stato appreso in Olanda a livello di opere esterne, cioè lo stile olandese, il sistema all'olandese l'allontanamento delle difese con opere in terra battuta, in semplice terra battuta, che diventeranno una vera gatta da appellare per i francesi, perché un imbancamento di terra, un vallo di terra ben realizzato resiste molto bene alle cannonate. Provare per credere, non è facile da subentrare. E fra l'altro a Pavia, dove viene per la prima volta fatta un'estesa difesa in profondità, l'artefice è un prelato che era stato al seguito del Farnese, del grande principe Farnese, durante la guerra contro gli olandesi, si era accorto che quanto il metodo all'olandese fosse efficace. Fra l'altro va detto che gli olandesi rimpiazzano gli italiani quali architetti militari più alla moda a partire dopo il 1648. La trace italienne segna un po' il passo, perché il sistema olandese tenderà a far scuola e dopo quello olandese ci sarà poi il capolavoro finale, quello alla Vauban. Bene, arriviamo adesso alla Fronde, che anche qui mi tremano i polsi per parlarne. Abbiamo tirato in causa questo signore, Louis d'Enghien, principe di Condé, Bourbon, e Bourbon, era un pari di Francia, era un cugino di Luigi XIII. Il pari di Francia significa che, pur non avendo il rango di re, era comunque allo stesso rango del re, era primus inter pares. E abbiamo anche detto che le cause della Fronda vengano fatte risalire all'imposta fiscale del maggio del 48, quando gli ufficiali del Parlamento di Parigi si rifiutano di corrispondere la richiesta di Mazzarino e emettono la condanna anche dei precedenti editti finanziari, e quindi chiedono la destituzione del segretario di Stato, cioè di Mazzarino, e la formazione di un comitato di salute pubblica sotto l'egida del Parlamento, e la cosiddetta la Chambre di Saint-Louis, la Camera di San Luigi, che doveva essere composta dai membri di tutti i tribunali di Parigi. È un affronto questo non solo a Mazzarino, ma ovviamente all'autorità del re. Sta di fatto che un po' alla volta si cerca di comporre, questa prima fase dura un anno, è cosiddetta la fronda del Parlamento, ma alla fine, nel gennaio del 49, gli spagnoli approfittano del caos che regna a Parigi, arrivano sotto le mura della città, nel gennaio del 49 Anna d'Austria, la vedova di Luigi XIII, il giovanissimo Luigi XIV, la corte e i ministri fuggono da Parigi. E quindi le parti in guerra, va detto, trovano una composizione a marzo. Parigi comunque i parigini si rifiutano di ospitare la guarnigione spagnola, perché ovviamente ognuna delle parti si riteneva depositaria del diritto, tant'è che sia il Parlamento di Parigi che i realisti entrambi animavano le truppe al grido di Vive le Roi, però uno teneva per una parte e l'altro
per il partito opposto. Comunque viene firmata nel marzo del 49 la pace di Reuil, dove finalmente i parigini anticardinalisti accettano una composizione. Però alla composizione del Parlamento fa seguito invece la rivolta da parte dell'aristocrazia, che dà il vita alla Fronda dei Principi, e ci sono i membri, gli esponenti più importanti dell'aristocrazia francese. C'è il fratello di Luigi XIII, lo zio del re Gaston d'Orléans, il duca d'Orléans, la cugina di Luigi XIV, la Grande Mademoiselle, la Madame de Montpensier, che era un personaggio diciamo che aveva una rete di relazioni formidabile in Francia, fra cui fra l'altro con i cugini Lorena. Poi le altre madame di quel periodo, che di volta in volta ritroviamo, come la Madame de Longueville, Madame de Chevreuse, insomma un gran numero di amazzoni che non esitano a mettersi a testa di truppe che reclutano a proprie spese per precipitare la Francia in una guerra civile, perché la pace di Reuil in pratica finisce a dicembre e nuovamente Cardinale Mazzarino deve nuovamente abbandonare Parigi. Ci sono in questa fase altri italiani che dobbiamo chiamare in causa. Uno fra questi, anche se si faceva chiamare Gondi, era in realtà Gianfrancesco de Gondi, che era un rampollo di una famiglia fiorentina, era l'arcivescovo di Parigi, che, come tutti i fiorentini della storia di Francia del Seicento, era un campione della capacità di essere un intrigante, tant'è che anche oggi in Francia il termine Florentin non sempre è lusinghiero all'indirizzo di chi lo riceve. Abbiamo poi anche l'abate ora scusate il lapsus che ho colto, l'abate Risi, mi sembra di ricordare, che è un agente che cerca di trascinare Venezia dalla parte della Francia. Questo avverrà comunque negli anni successivi affinché entri in guerra contro la Spagna in cambio di un aiuto sostanziale nella guerra contro l'impero ottomano. Venezia, va detto, da prova di una grande lealtà politica, perché comprendendo che la Spagna era comunque un'avversaria ancora importante, non accetta di aggredire alle spalle il milanesado e continua la guerra contro l'impero ottomano quasi soltanto con le proprie forze. Nell'episodio centrale, l'abbiamo prima accennato, nel 1651 Mazzarino riesce però a ottenere che Condé venga esiliato, finisce nei Paesi Bassi, si rifugia nei Paesi Bassi, e lì, con l'aiuto che ottiene dalla Spagna e con il prestigio che aveva in patria, arruola un esercito in esilio che comprende anche mercenari francesi, non solo fiandrini o mercenari tedeschi. È un esercito che nel 1655 totalizza un numero non da poco, perché sono 3.400 fanti e 5.000 cavalieri. E fra l'altro una parte di questi continuerà a combattere per la Spagna fino al 1659, verranno perdonati con la pace di Pirenei, ma non tutti accettano di tornare in Francia, tanto fra i nobili e fra quelli che avevano seguito Condé resterà un odio implacabile verso Mazzarino, e rimarranno a combattere l'esercito spagnolo, tanto che in Spagna esisterà un reggimento di fanteria francese
a tutti gli effetti ancora 2 compagnie di cavalleria fino al 1665. È un dato abbastanza curioso che la Spagna, uno immagina, sia sempre abbia sempre avuto eserciti nazionali o di spagnoli o comunque di persone reclutate nei propri domini. Invece aveva in questo caso molti mercenari tedeschi, questo più o meno tutti gli stati d'Europa, ma anche francesi, e anche ha avuto dei mercenari inglesi, perché fra le varie cose che accadono in questi anni successivi alla Fronda, Mazzarino, per portare a compimento l'alleanza con l'Inghilterra, accetta l'offerta di Oliver Cromwell di un aiuto a livello di flotta e a livello anche di truppe per un attacco nei Paesi Bassi, in cambio di Dunkerque e delle colonie nei Caraibi, sulle quali Cromwell aveva già messo gli occhi nel 1654 e aveva tentato uno sbarco che si era risolto in un fallimento a Cuba. E avevamo tirato in ballo l'Inghilterra perché, come contrappasso, la Francia deve espellere Carlo II Stuart, deve esiliarlo, perché non può mantenerlo come protetto nei propri confini. Fra l'altro Carlo II ha la cattiva idea di frequentare Madame de Montpensier e quindi diventare un amico o essere sospettato di amicizia con la Fronda, tant'è che comunque lascia la Francia e si rifugia in Spagna, portandosi dietro anche lui un certo numero di ufficiali e di soldati, e anche questi sopravviveranno fino agli anni 60 nell'esercito spagnolo come reggimenti denominati proprio come Anglès, oppure anche scozzesi e naturalmente irlandesi, però gli irlandesi hanno tutta una storia a parte nella Francia. La presenza degli eserciti spagnoli di altre etnie non ci deve far dimenticare che la seconda componente più importante dell'esercito spagnolo durante la guerra dei 30 anni non è stato, come quelli che sostengono molti storici anglosassoni, quello dei fiamminghi e valloni, ma è stato quello degli italiani, perché solo di napoletani, solo reclutati nel Regno di Napoli, fra il 1638 e il 1659 ci sono state almeno 50.000 soldati che hanno lasciato Napoli, il Regno di Napoli, per combattere sui vari fronti della Spagna. Fra l'altro durante la prima offensiva contro il Portogallo, quella nel 1664, ben 10.000 reclute partono da Napoli per andare in Portogallo. Non è da poco, non è da poco veramente. Sono numeri importanti per quegli anni. Abbiamo detto che alla fine, non abbiamo detto che alla fine si arriva a una composizione delle parti della Fronda quando alla fine, per esaustione nel dicembre del 53, vari anche passaggi di campo prestigiosi, come Turenne, che torna a giurare fedeltà al re. Insomma, alla fine l'ultimo tentativo della Fronda per dare una spallata al processo di normalizzazione mazzariniano finisce nel dicembre del 1653. Ormai anche l'opinione pubblica, stanca di tutti i tumulti, del caos che si era dovuto affrontare, disgustato anche dal comportamento dei principi, la popolazione torna a guardare al re e al partito del re come il rappresentante dell'ordine, quindi apre la strada a una fine della guerra, della Fronda e della guerra civile. Anche qui avevamo menzionato la Lorena. La Lorena è un caso veramente speciale all'interno della guerra dei 30 anni, perché
già è una storia degna di un romanzo, ma senza la presenza di un personaggio come quello che vediamo a destra, cioè come il duca Carlo IV di Lorena, non sarebbe forse arrivata al suo compimento più raffinato, si potrebbe dire. La vicenda di Carlo di Lorena meriterebbe anche lui una live intera. Noi basta sapere che per definire un po' la sua personalità durante la guerra e poi fino al 1675, cioè l'anno in cui muore, Carlo IV cambia schieramento 4 volte. Quindi questo avviene perché la Lorena era un territorio, diciamo, da un punto di vista strategico molto particolare, perché pur essendo nell'orbita geopolitica della Francia, in virtù dei possedimenti che la famiglia dei duchi di Lorena possedeva ad est del Reno, era anche uno stato immediato dell'impero e apparteneva al circolo dell'Alto Reno. Quindi poteva fare una cosiddetta politica dei due forni, cosa che in quegli anni era, come dire, manna dal cielo. Quindi se come pari di Francia all'inizio Carlo sta dalla parte dei suoi cugini a Parigi, nel 1635 rompe gli Indugi e passa dalla parte della Spagna e combatte contro i francesi sia sul Reno e poi anche nelle sue terre, perché la Lorena viene occupata per 2/3. Nel 1648, con suo grande scorno, la Lorena viene esclusa dalla conferenza di Westfalia, quindi per lui è un problema ritornare in possesso dei suoi stati, per cui nel 49 si rifugia nei Paesi Bassi spagnoli, ma da lì riesce a costituire anche lui un esercito in esilio, attingendo a quello che era il suo ingente patrimonio personale, riesce a mettere insieme 11.000 uomini a un certo punto, ma si trattava di un personaggio per niente facile da gestire. I contemporanei dicono aveva un carattere collerico, lunatico. A Bruxelles si distingue soprattutto come insaziabile libertino, al punto che il nunzio papale ne chiede l'interdizione perché è accusato di bigamia. Nel 1653 sorgono problemi per la distribuzione dei quartieri d'inverno. Gli spagnoli avevano destinato ai lorenesi i quartieri a Liegi, ma poco dopo Carlo deve cedere i quartieri all'esercito del principe di Condé, e questo non è certamente di suo gradimento. Le proteste si fanno sentire fino a Madrid e gli spagnoli colgono l'opportunità al volo, e nel febbraio del 53 il governatore, l'arciduca Leopoldo d'Asburgo, lo fa arrestare e pensa di poterlo sostituire con il fratellastro Nicolas François, il principe di Vaudémont, che era tutt'altro che un leone, e quindi insomma la situazione diventa di gestione molto difficile. Gli spagnoli poi trasferiscono Carlo da Bruxelles a Madrid, ma come proprio in un romanzo d'appendice Carlo IV non interrompe i rapporti con i suoi agenti e tramite messaggi, ingegnosi messaggi in codice, e naturalmente corrompendo anche le guardie, riesce a organizzare la diserzione in massa del suo esercito, stavolta nel campo francese. L'occasione è propizia per compiere il passaggio nel 1656, perché nel 1655, perché nell'autunno i francesi vengono colti di sorpresa dagli spagnoli per l'assedio nella fortezza di Condé, che si chiama come Luigi di Condé, ma è una fortezza nei Paesi Bassi. I lorenesi
sono assegnati all'avanguardia e il 19 di novembre si muovono da Charleroi al comando dell'agente segreto di Carlo IV, il generale di Ligneville, e senza destare il minimo sospetto marciano su Condé, ma poi improvvisamente cambiano direzione e attraversano la Sambre su chiatte e barconi improvvisati e si ricongiungono con le truppe di Lorena. Le vicende comunque non si fermano qui, perché in seguito, fra temporanee abdicazioni e riacquisizioni della Lorena, promesse di smobilitare l'esercito, maneggi che arrivano al limite del paradossale, alla fine Carlo IV si mette contro Luigi XIV e a quel punto nel 1670 il Re Sole fa occupare il Ducato di Lorena e costringe nuovamente Carlo IV all'esilio. Questo non basta a farlo desistere, perché per l'ennesima volta ricostituisce un esercito in esilio e combatte con i nemici del Re Sole, e si toglierà una piccola soddisfazione, perché sarà uno dei comandanti che sconfiggeranno nella battaglia di Conselbrücke i francesi del maresciallo di Créqui. Il XVII secolo ci regala anche un personaggio come Carlo IV, e questo, lasciatemelo dire, è uno dei motivi per cui personalmente il Seicento continua a essere il mio secolo preferito. Credo che siamo arrivati quasi alla fine, se non ci sono altre domande o se ci sono delle lacune da colmare. Anzi, puoi andare avanti. Cioè, vabbè, andiamo avanti in realtà fino poi alla battaglia delle dune. Sì, nella battaglia delle dune, passando attraverso l'esercito comune, fra i lasciti e a Westfalia, sarebbe bene che molti dei nostri politici andassero a rileggere quanto succede dopo il 1640, fra il 1648 e il 1672, si segnassero due nomi in particolare, cioè Johann Philipp von Schönborn e Johann Friedrich von Waldeck, perché questi due signori sono quelli che, seppur con obiettivi inferiori alle aspettative, saranno quelli che faranno nascere un esercito comune, non diciamo europeo, un esercito comune dell'impero, che basato sulla riattivazione, sulla riproposizione delle Reichsmatrizel, cioè la ripartizione in quote di soldati per la formazione di un esercito in comune dell'impero. Era un esercito che per numeri ovviamente fa sorridere, ma si tratta di 16.000 uomini, però era la quota del 1648, perché le successive diete stabiliscono un contingente in duplum in caso di conflitto di una certa dimensione, e addirittura in triplum in caso di guerra contro l'impero ottomano. Ci sono tante cose in comune con il nostro scenario. Certo, non dico che rileggendosi quello che accade si trova la soluzione ai problemi di contemporanei di questi giorni sulla formazione di un esercito comune europeo, però tante dinamiche che troviamo e che avvengono e che riscontriamo hanno veramente tante analogie con quelle di quegli anni. Fra l'altro è interessante che nel XVII secolo si parla di un esercito di natura difensiva che impegnava i firmatari a tenere pronte le truppe per impedire che coloro che avessero turbato l'equilibrio della pace di Westfalia nuovamente mettessero a rischio e provocassero un nuovo conflitto all'interno della Germania. Lasciamo la Germania, finiamo a parlare della fine, dell'epilogo. Abbiamo già detto che la guerra si svolge su due assi principali, nei Paesi Bassi e nel milanese, con ovviamente
i Pirenei, dove alla fine i francesi riescono a occupare il Roussillon definitivamente, ma per il resto è una guerra di stallo, è una guerra di logoramento, di sfinimento. Via via i pezzi vengono a smontarsi uno dopo l'altro. Abbiamo visto come alla fine gli spagnoli riescono a piegare la resistenza dei catalani, ma mal consigliati erano stati i catalani nell'alleanza con i francesi, perché per risparmiare la fiscalità richiesta dal Filippo IV, alla fine la protezione francese provocherà una spesa che sarà ben superiore a quella che avrebbero pagato al re di Spagna se avessero evitato invece il supporto francese. Comunque, alla fine abbiamo detto che entra in ballo l'Inghilterra. Gli Inghilterra hanno ribaltato l'equilibrio sui mari, e quindi per la Spagna finisce la possibilità di riaprire il confronto anche su quel fronte. La battaglia delle dune viene celebrata come l'episodio finale più importante, tanto che gli storici tradizionali hanno considerato alla fine la guerra del 59 come una vittoria francese, che inizia l'ascesa della Francia e invece il declino della Spagna. Invece, secondo me, bisogna ridimensionare, perché alla fine, col senno di poi, la Francia si ottiene guadagni strategici importanti, ma alla fine, da un punto di vista militare, l'esito fu equilibrato, perché è opinione che le due parti alla fine si siano effettivamente accontentate di un pareggio. Se la Francia non avesse moderato le richieste nel trattato di pace del 1659, se è ragionevole, come pensa John Lean, che la Spagna avrebbe continuato a combattere, non si sarebbe arresa. Quindi il trattato del 59 fu una pace fra pari. Il declino della Spagna appariva come un verdetto tutt'altro che certo a livello internazionale. Un altro storico anglosassone, David Parrott, sostiene infatti che i fatti di Westfalia e dei Pirenei riflettono entrambi proprio l'esaurimento reciproco e lo stallo che portò affinché nessuno delle parti potesse imporre un diktat militare. Posso aggiungere una Prego, cosa prego. io, forse? Anzi due, se posso. Allora, da una parte il fatto che a seguito della battaglia delle dune e quindi della vittoria fondamentalmente del Gran Turenne contro il Gran Condé, e a seguito anche della pace ai Pirenei, poi ci sarà anche la pace con Condé stesso, cioè nel senso che Condé tornerà nell'alveo effettivamente del re di Francia e uno degli articoli della pace del 1659, il Trattato dei Pirenei, recita proprio, richiede, è un punto d'onore di Filippo IV, il perdono e il risarcimento, e quindi la riammissione in Francia del Grand Condé e di quelli che lo avrebbero seguito. Come certo. abbiamo visto, non tutti lo seguiranno. Ma c'è anche un'altra cosa, e qua entriamo anche un po' più non solo nella questione politica matrimoniale, ma specialmente anche un po' di gossip, tra molte virgolette, ovviamente, nel senso che tra anche i vari articoli della trattati all'interno della pace dei Pirenei c'è anche la questione del matrimonio di Luigi XIV con la cugina e figlia, oltretutto, di Filippo IV, cioè Maria Teresa d'Asburgo. Ma c'è un cioè, perché si arriva a questo? Perché di fatto si preoccupa molto la Spagna per la possibile, in realtà, unione matrimoniale della Francia con
il Ducato di Savoia, e quindi con con una Margherita principessa di Violante. Savoia, Con esatto, Margherita Margherita Violante. Violante. Questa cosa, insomma, fece rabbrividire Appena ovviamente gli spagnoli. la notizia raggiunse Madrid, i delegati spagnoli si affrettarono a far riconsiderare l'offerta di matrimonio e fu pattuito una dote di Esatto. 150.000 livre tornesi. Mm. Questa devoluzione, come veniva chiamata nei Paesi Bassi, cioè la dote, sarà però un boccone avvelenato per la Spagna, perché non verrà mai saldata, e nel 1667 costituirà È il casus belli l'opzione, il della guerra casus di belli rivoluzione. per la guerra di devoluzione, per consentire alla Francia una nuova invasione ai Paesi Bassi, e stavolta le risorse che la Francia metterà in campo non saranno quelle del 1649 o fra quelle fra il 1649 e il 59, ma stavolta la Francia diventa davvero un nemico mortale, si può dire, E per la infatti, Spagna. ed è proprio da qui che poi ci attacchiamo alla live precedente che abbiamo fatto insieme, Bruno, su proprio le guerre del Re Sole, perché E su quella ho già dato. andatevela a recuperare assolutamente. E infatti di questa pagina, e specialmente questo matrimonio, è estremamente interessante proprio per questo, perché è una dote, tra parentesi, enorme, non riesce ad essere pagata, come hai detto, e quindi si arriva poi a un'ulteriore guerra che ovviamente, insomma, fa sì che, diciamo, c'è la rampa di lancio anche dello stesso Luigi XIV da questo punto di vista. Per dare un'idea, una risposta un po' tardiva, un Mm. po' oltre il tempo massimo, oltre il termine, ma ormai siamo arrivati davvero alla fine. Una risposta a Sergio, per dargli un'idea dell'impatto economico. Ho trovato un paio di appunti che mi ero segnato. A partire dal 1648 gli interessi che la Spagna pagava erano pari al 57% delle entrate complessive della monarchia. Quindi questo provocò un triplicare del carico fiscale, e quindi immaginate quali fossero le conseguenze, furono le conseguenze per l'economia di tutta la monarchia. Tant'è che nel 47 ci stanno, appunto, abbiamo già detto, erano avvenute le rivolte in Napoli e Sicilia, ma la situazione rimarrà sempre veramente una situazione di grande insicurezza e instabilità, tanto che gli storici classici quelli del Risorgimento parlano dell'alienazione delle elite locali italiane nei confronti di Madrid, cosa che, se invece andiamo a vedere, non è poi così vera, perché la nobiltà dell'Italia del Sud continuerà a rimanere molto fedele alla corona spagnola. Questo Assolutamente, e anche assolutamente. quella di Milano, tutto Mhm. sommato. Io torno un attimo sulla questione della dote stessa di Maria Teresa, perché non è che di fatto Luigi XIV esplose perché non mi sono stati dati i soldi della dote di mia moglie, quanto perché Non era così venale. quella dote serviva più che altro per assicurare diciamo, l'abbandono del futuro trono come eredità della stessa moglie di Luigi XIV. E ovviamente poi capite bene che da qui fino poi al grande arco delle guerre di Luigi XIV, che poi si concluderanno ovviamente con la guerra di successione spagnola, dove questa tematica comunque ritornerà al momento della morte di Carlo II d'Asburgo, beh, capite bene, e quindi poi la traslazione poi anche della casa regnante spagnola. I grandi diplomatici sostenevano infatti che la cosa migliore per ottenere una situazione stabile è lasciare che alcune piccole questioni restino non risolte, affinché ci sia sempre il modo di arrivare a una correzione e a un ristabilimento della situazione di equilibrio. Naturalmente è un gioco molto difficile da compiere, e bisogna davvero avere
una tempra fuori dal comune per poterla portare a termine. Fra le tante cose, fra tanti veti incrociati della pace dei Pirenei, c'è anche la rinuncia da parte di Luigi XIV del titolo di Conte di Catalogna, che gli spagnoli che i catalani avevano la Generalitat di Catalunya aveva attribuito al re di Francia per ottenere il sostegno alla loro indipendenza, definita l'indipendenza da Madrid. Comunque sta di fatto che la Generalitat di Catalunya, con la pace dei Pirenei, vede comunque ristabilita la sua autonomia, almeno a livello del Parlamento. Poi tutti sappiamo quanto in seguito il rapporto fra catalani e spagnoli abbia segnato il resto della Spagna, per meglio dire, abbia segnato la storia di quel paese. Bene, detto questo, andiamo veramente all'ultima slide, a conclusione, esatto. non solo della live, sempre, ma di tutta questa serie, oltretutto. Piace sempre proporre qualcosa, consigli per le letture. È stato facilissimo, non ho voluto scegliere qualcosa nel dettaglio per quanto riguarda la Fronda, perché devo dire sulla Fronda è stato scritto anche di recente, non è stato scritto molto, neanche è stato scritto di recente molto, come abbiamo visto, sulla guerra di Castro e sull'ultima fase della guerra, cioè quella fra il 48 e il 59. Esatto. Non ci sono molti testi aggiornati e più moderni, però nel complessivo i lavori sulla guerra dei 30 anni credo che la palma dei più importanti spetta al libro di Peter Wilson e a quello di Veronica Wedgwood, che fra l'altro mi consigliasti tu, che certo. fa piacere finalmente che in un ambiente di storici, anche storici militari, e sono tutti maschiacci, vecchi come me, ci sia anche una signora. Fa veramente piacere. E mentre per quanto riguarda la guerra civile, altrimenti detta la Fronda, perché i francesi non amano parlare di guerra civile francese, c'è quello di Michel Pernot, che non è stato ancora tradotto in italiano e non credo che nemmeno verrà tradotto, che analizza in maniera non banale anche tutto quello che è la questione militare della Fronda, perché ricordate la guerra, la storia la fanno i re, ma poi alla fine quando i contrasti vengono combattuti dai soldati. Esatto. Tra l'altro io aggiungo anche altre due cose. Allora, la Wedgwood è un libro del 94, del 98, se non ricordo male, che è stato ritradotto appunto per il saggiatore ed è in vendita recentemente, quindi è veramente relativamente nuovo, ma è nuovo, diciamo, per i lettori italiani. Esatto, e infatti proprio per questo altri libri che potevano essere menzionati sono, vabbè, quello di Parker, ma anche quello di Pages, se posso dire. Sì, lo so bene che bisogna un secondo fare una piccola postilla su Parker. Non voglio togliere niente a Parker, però se uno legge Wilson e dopo legge Parker dice ma io ho letto di una cosa accaduta su un altro pianeta. Perché... Infatti io volevo proprio arrivare a questo, perché il problema è che forse una delle migliori opere scritte sulla guerra dei 30 anni è proprio quella di Wilson. Un'altra opera di Wilson che è stata invece tradotta sempre per i tipi dell'assaggiatore è una monografia su il Sacro Romano Impero, se non ricordo male, che io ho comprato recentemente, ed è la stessa collana proprio di quello della Wedgwood, però per quanto riguarda Wilson è un peccato enorme che ancora non sia stato tradotto nella lingua nostrana, e quindi chiedo, insomma, signori, veramente traducetelo, perché è qualcosa che deve essere letto. Un editore volenteroso all'ascolto, in effetti tradurre Europe's Tragedy e German Armies 1648-1804 di Peter Wilson
farebbero non solo un gran bene agli appassionati e agli storici di questo paese, ma anche all'editoria in senso generale, perché sono due opere veramente straordinarie, non è un aggettivo sprecato. No, Io assolutamente. che mi sono dovuto occupare della storia della Germania, storia militare della Germania fra il 1648 e il 1688, grosso modo, senza il libro di Peter Wilson non mi sarei potuto districare, perché mi risolveva veramente un sacco di problemi. Da un lato me li ha risolti, da un lato me li ha complicati, perché contavo di finire il libro in un anno, invece me ne sono occorsi due. E anziché essere un solo volume, il libro è stato sciso in 3. Certo. Quindi, insomma, alla fine è stato un impegno non da poco. Va bene. Guarda, allora, ed è qui che si conclude, un po' mi piange il cuore, devo dire, no? Si conclude questa lunga cavalcata di 7 live sulla guerra dei 30 anni. Considerate che abbiamo cercato in tutte queste live di veramente ridurre il più possibile all'osso tutto il quantitativo di eventi che sono intercorsi in questo lungo periodo, perché è veramente sterminato, per l'appunto. Poi, ripeto, anzi, vi consiglio vivamente di leggere tantissime monografie sull'argomento, perché anche per farvi capire la complicatezza nel riuscire a trattare in una maniera veramente semplice ma precisa, e quindi insomma O noi perlomeno di renderla comprensibile e soprattutto bravo, capire quelli che sono i momenti chiave storici per cui l'Europa dopo il 1648, lineetta 1659, è davvero un'altra Europa. esatto, L'Italia no, come abbiamo visto prima, per l'Italia si apre un capitolo a parte, e certo. questo da un certo punto di vista fa parte del nostro lignaggio, no? Diciamo, diciamo così. Diciamo così. Allora, io ovviamente ringrazio te, Bruno, e ringrazio voi che ci avete seguiti non solo per questa live, ma anche per tutte le precedenti inerenti alla guerra dei 30 anni, e sono molto contento di aver portato almeno su YouTube Italia insomma un bel malloppone di roba, spero il più precisa possibile, su questa guerra. Spartiacque di fatto per l'età moderna. Prossimi appuntamenti, gli ultimi 2 della stagione, perché poi mi prenderò anche io una pausa per agosto, e ritornerà Te lo Elia meriti. More... grazie, ritornerà Elia Morelli in una serie di 2 live, entrambe incentrate il 17 di luglio e il 31 di luglio su un altro, tra l'altro, evento spartiacque dell'età moderna, cioè la Rivoluzione francese. Quindi, ecco, Accidenti. sarebbe... Dici poco, ti piace eh, vincere facile. no, per Ascolta, io niente. non so se l'hai già fatto o Dimmi. se c'è il caso di farlo, ma fra gli ascoltatori ti hanno Mhm. già mandato qualche idea da Certo. sviluppare? Oddio, in Per il realtà sì. XVII secolo le richieste sono tutte accettate. Sì, allora ti chiamerò sicuramente. Allora, sicuro. E specialmente per quella che abbiamo citato poc'anzi, cioè la guerra di Della guerra Castro. di Castro. Ah, beh, Ci lì divertiremo, ci divertiremo. me l'hai chiamata, e quindi ti chiamerò sicuramente. Per settembre invece inizieranno, credo, settembre o comunque i mesi successivi, qua lo anticipo, inizieranno comunque delle altre serie e miniserie di live, una sulla guerra civile americana, scansionata anno per anno, molto densa ovviamente, ma cercheremo insomma di condensare il più possibile, con Michele Angelini. E poi vorrei fare anche una miniserie pure sulle le guerre civili inglesi, che anche quelle ovviamente sono, diciamo, trattate un po' così così, quindi bisognerà insomma forse Meritano dedicarci una rilettura. un bel po' di live, esatto. Bisognerebbe rivedere un bel po' di live, cioè bisognerebbe rivedere queste guerre all'interno di un bel po' di live, e poi insomma, ecco,
una cosa che sto pensando di fare, che in realtà ho iniziato un pochino ad abbozzare, che piano piano, con queste live che si stanno aggiungendo sempre sulla storia moderna, sto cercando, assieme al mio collega e amico Daniele Santarelli, di scrivere un manuale di storia moderna che spero vedrà la luce da qui a qualche anno, basandomi ovviamente anche su... Complimenti. Grazie, non so in che avventura mi sono cacciato, quindi spero ovviamente intanto nel vostro sostegno, perché per mandarlo fuori e specialmente per scriverlo, perché sarebbe veramente una cosa molto sentita. La natura umana, cioè ciò che ci rende umani, io sostengo sia l'incoscienza, perché se non avessimo avuto una dose di incoscienza di un certo livello, non avremmo mai deciso di scendere dagli alberi. Ecco appunto, a posto così. E con questa massima di Bruno Mugnai io direi di concludere qui questa live e questa Grazie serie. davvero a tutti, è stato un gran piacere. Grazie mille, spero Bruno. davvero di non aver annoiato e di essere stato, spero, chiaro, di aver quantomeno stimolato l'interesse verso certi aspetti che mi sembrava giusto mettere sotto la lente di ingrandimento. Bene? Benissimo, grazie Buona a te serata a tutti. e grazie a voi. Ci rivediamo a questo punto a una prossima live, ancora qui su Paresia. Ciao a tutti, ciao Bruno.